Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. E da come avete visto dal titolo, oggi il Dante mi ha spifferato qualcosa di nuovo. Quindi prima di iniziare, se non vi siete ancora iscritti al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano, se lo fate sarebbe di incoraggiamento, e anche venirci a trovare i nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove al lunedì facciamo un incontro di studio esoterico. Bene, adesso vi racconto cosa è successo l'altro giorno. Praticamente io stavo andando in giro in moto e a un certo punto vedo qualcuno che sbraccia, che mi saluta, e mi fermo, guardo bene ed è il Dante, è il solito Dante che appena mi ha visto mi ha chiesto se volevo bere un caffè. Gli ho detto, sì, questa è una cosa interessante, dove vuoi andare? E lui mi ha detto, andiamo al Bar della Pace? E io allora ho subito lasciato giù la moto e sono corso con lui al Bar della Pace a bermi un bel caffè macchiato. E lui inizia a raccontarmi una favola delle sue, che sapete che quando il Dante le racconta bisogna sempre dividere per due, e la domenica si divide per quattro, perché è uno che le racconta, che insomma, Io però quando le racconta ho sempre le orecchie come Topo Gigio, sto sempre sul chi va là, perché mi piacciono queste favolette. E il racconto inizia quando lui aveva 21 anni. Quando lui aveva 21 anni era disoccupato, e quindi praticamente insomma non faceva niente tutto stanto giorno e dormiva. Però cosa succedeva? Succedeva che in estate, visto che lui abitava vicino a un lago, la casa del sogno era vicino a un lago, cosa succedeva? C'erano alcuni che lavoravano lì e che finivano tardi alle 2 alle 3 di notte e che andavano a fare pesca subacquea. Allora c'era un suo amico, o un tale suo amico, che mi ha detto che si chiamava Aldino, un nome a fantasia chiaramente, perché sapete che il Dante quando spara i nomi è una coriandola. Comunque, morale della favola, alle 2 di notte gli telefonava l'Aldino perché aveva finito di lavorare e andava a far pesca subacquea e invitava il Dante. Allora il Dante si alzava, si vestiva, tanto era estate, quindi si metteva un paio di bermude, un paio di jeans, e mi diceva che scendeva in paese e poi prendevano il gommone e andavano nel lago. Dante chiaramente gli ho detto, ma senti Dante, ma lo sanno anche i paracarri di Modena che tu non sai nuotare, cosa andavi a fare a pesca subacquea? Il Dante infatti mi dice, ma era tanto per passare il tempo, e così alla sera sarei tornato a casa e mi sarei addormentato, quindi io andavo e guardavo lui che pescava, stavo sul gommone mentre lui era sotto e così passavo il tempo. E una sera mi racconta, cielo stellato, lui resta, vanno in mezzo, in un posto vicino, un posto solito dove pescavano le anguille, no? Il suo amico pescava le anguille, però cosa succede? Lui va, l'Aldino guidava sto gommone, si ferma in un posto e a un certo punto il Dante mi dice, guardo sott'acqua e vedo una luce, al che si spaventa tantissimo il Dante, perché pensa che c'era sotto qualcuno, in questo solito posto dove andavano a pescare c'era già qualcun altro che li stava aspettando, e si era un po' impressionato, perché voi dovete pensare che la pesca subacquea di quel tipo lì si faceva con la fiocina ad aria compressa, mi ha detto il Dante, e quindi ho incominciato a gridare, Aldino, guarda che qui sotto c'è qualcuno. E l'Aldino ha fatto finta di niente la prima volta, mi ha detto il Dante. Al che cosa succede? L'Aldino accende di nuovo il motore e vanno via. Qualche giorno dopo la stessa cosa. Arrivano lì, in quel posto lì, tutto buio, cielo stellato, luna piena praticamente, e cosa succede? Vede la luce ancora sott'acqua. A che il Dante si spaventa e l'Aldino ormai si era buttato sott'acqua, con le bombole, la tuta, le pinne e la fiocina. A un certo punto però cosa succede? Succede che l'Aldino, prima di buttarsi, quando, come si suol dire, sta per buttarsi, gli dà in mano la fiocina al Dante e dice, quando viene su il carro, e gli dico, ma chi è il carro?
il Carlo il padrone di casa. E io dico no, sì, ma il Carlo il padrone di casa era sott'acqua. E il Dante mi dice aspetta che ti finisco il racconto. Allora cosa succede? Allora, il Dante si spaventa tantissimo perché l'Aldino gli ha detto di sparare con il fucile a fiocina al Carlo. E che il Dante, sapete che è un pacifista, è un pacifista, gli ha detto di no perché non credeva che fosse il Carlo sott'acqua. E però l'Aldino si butta in acqua, mi dice il Dante, e quindi praticamente sul gommone era seduto lui sul bordo. A un certo punto salta fuori dall'acqua il Carlo alle spalle, prende il Dante, mi dice il Dante, e lo porta sott'acqua. Mentre il Dante va sott'acqua, il Dante bisogna dire che è allergico all'acqua e ha paura tremendamente. Prima di tutto non sapeva nuotare e poi insomma era notte, vedeva delle luci sott'acqua, lui che veniva trascinato sott'acqua da questi sommozzatori, ha cominciato, la prima cosa che ha pensato è ha sbagliato mio papà perché mi ha detto che sarei morto oltre gli 85 anni e invece oggi mi sa che alla fine. Però visto che il Dante era già andato in paradiso da piccolino, non aveva paura perché in fondo sapeva che era solamente un passaggio. Arrivato a un certo punto cosa succede? Si fermano, il Dante sentiva prima di tutto un freddo tremendo perché chiaramente scendendo con la pressione e poi una pressione fortissima, mi dice il Dante, dell'acqua. Non era mai stato quelle profondità lì e poi non si vedeva niente se non chiaramente le lampade dei sommozzatori dei due, dell'Aldino e del Carlo. A un certo punto lo legano a una catena che era una catena delle boe e gli danno una bombola con l'ossigeno, praticamente l'hanno legato lì come un salame. E Dante chiaramente sapete che è allergico. A un certo punto questi due se ne vanno via, il Dante è legato sott'acqua a 4-5 metri, no? Con sta bombola che non aveva mai usato in vita sua. A un certo punto quando se ne sono andati lui ha pensato, mi ha detto il Dante, guarda questa vita non vale la pena di essere vissuta, adesso me ne vado. Ha buttato via il respiratore e a un certo punto ha incominciato a ingurgitare acqua fin quando i polmoni si sono riempiti, mi ha detto il Dante, e non riusciva più a respirare. Infatti il Dante mi ha detto guarda che quando uno muore di soffocamento di acqua non è che muore subito come nei film, ci mette almeno 2 minuti perché prima che i polmoni smettano di respirare anche se sono pieni d'acqua ci mette 2 minuti. Infatti il Dante cosa è successo? È rimasto bloccato. E lui pensava, adesso quando muoio esco dal corpo, vado su in paradiso dove ero già stato. E invece la sua sfortuna è che lui è rimasto lì bloccato, era bloccato nel corpo e non riusciva a uscire, il corpo era tutto immobilizzato e non riusciva più a uscire. E lì allora si è incominciato a spaventare perché ha pensato qui non ce la faccio più a uscire. Morale della favola, dopo un po' incomincia a pregare il Signore che qualcuno lo venga veramente a salvare. E cosa succede? Succede che dopo un po' vede di nuovo la luce, sono di nuovo il Carlo e l'Aldino, però questa volta spaventatissimi, perché vedono che il Dante aveva buttato via il boccaglio del respiratore. Allora l'hanno slegato in fretta e furia, l'hanno portato sul gommone. Il problema cos'era? Che il Dante non riusciva più a muoversi, era secco come una gianda. Il Carlo e l'Aldino erano spaventatissimi e l'Aldino continuava a dire se n'è andato, se n'è andato. Il Dante mi diceva che riusciva a sentire le loro cose che dicevano. Il Carlo era spaventatissimo perché non sapeva più come dire al suo papà e voi sapete che il papà del Dante non faceva prigionieri. Al che sono arrivati a riva, hanno trascinato il Dante praticamente sul prato del club dei sommozzatori, no? E cosa è successo? Il Carlo ha cominciato a fargli la respirazione bocca a bocca cercando di rianimarlo. A questo punto succede una cosa eccezionale, mi dice il Dante. Sono uscito dal corpo della testa, mi racconta il Dante, ma vi ripeto, io non ci credo a cose che racconta Dante, e svolazzavo 1,5 metri d'altezza e mentre stavo per svolazzare arriva quel tipo che incontravo ogni tanto,
vestito di grigio con la camicia bianca e la cravatta rossa. Io ho subito pensato che fosse un angelo e io e lui eravamo lì a 1,5 metri e pensavo adesso quest'angelo mi porta via in paradiso. Insomma, questi due stavano facendomi respirazione bocca a bocca. Io sentivo cosa dicevano e questo qui mi diceva che quelle due persone erano cattive e mi avevano fatto fare cose brutte. Al che io li guardavo e vedevo la loro paura, mi dice il Dante, per via del che avevano paura di dirlo al mio papà, mi dice il Dante. Al che cosa succede? Io parlo un po' con questo signore con la barba, la cravatta rossa, la camicia bianca che svolazzava come in astrale, mi dice che queste due persone sono due persone cattive e a un certo punto mi dice dobbiamo andare. Il Dante pensa di seguire il tipo e mentre il tipo si volta per andarsene, il tipo gli dice no, tu resta qui. Al che quando lui ha sentito tu resta qui, il Dante ha pensato ma dove resto qui? In svolazzo 1,5 metri dal mio corpo che è morto? E a un certo punto il tipo con la completo grigio l'ha fatto rientrare nel corpo. Quando il corpo è rientrato alla testa, mi ha detto il corpo astrale è rientrato nel corpo, mi ha detto il Dante che ha preso una testata immensa e ha incominciato a vomitare l'acqua. Quando questi, il Carlo e l'Aldina, hanno visto che è ritornato, visto che ormai pensavano che fosse morto, si sono spaventati tantissimo e gli hanno fatto il 3° grado. Bene, cari amici, il caffè macchiato è finito qui, il Dante non me ne vuole più pagare un altro, quindi finisco qui anche il mio racconto, che mi ha letto il Dante l'altro giorno al Bar della Pace. Vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti, non al Bar della Pace, ma al gruppo di Illegale del Marietto Veneziano, vi chiedo di farlo e eventualmente anche di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!